Ancora poche ore e EMA si pronuncerà sul futuro di Translarna, al momento l'unico farmaco, insieme al cortisone, a disposizione dei pazienti affetti da distrofia muscolare di Duchenne che rallenta il progredire della malattia. Il medicinale infatti potrebbe essere ritirato dal mercato perché non avrebbe raggiunto gli obiettivi prefissati dallo studio. Sono 800 le famiglie in Europa in attesa del responso che potrebbe cambiare le vite dei loro figli. Tra questi Leonardo, quasi 6 anni, di Mogliano. La sua mamma, Elena, si sta battendo perché Traslarna rimanga a disposizione del suo bambino e di tutti i pazienti, ma quello delle terapie e della ricerca è un tema che accomuna tutte le malattie rare. Meno sono i casi, meno sono le risorse Convenienti. investite per la Beh, ricerca e quel questo è numero. ovviamente figlio del mercato farmaceutico che ovviamente va a investire le poche risorse che ci sono nei segmenti di mercato fruttuosi, quindi che hanno troppi casi, però guardate che il tema delle malattie rare e della necessità di investire sulla ricerca scientifica per la protezione dei bambini, ma non solo da malattie rare, è una frontiera di civiltà rispetto alla quale non l'Italia, ma direi almeno l'Unione Europea è indietro, è troppo indietro rispetto alle necessità. Le malattie rare, anche questo è un problema di medicinali che non conviene produrre e qui mi chiedo, cioè qua la ricerca dovrebbe finanziarla lo Stato per rendersi autonomi. Di fronte all'appello lanciato nella nostra diretta da Elena Semenzato, la stessa politica si interroga sulla necessità di fare di più. Succedono casi del genere dove a questo punto la politica deve farsi parte attiva perché queste istanze che provengono comunque da una parte Sì. delle famiglie del territorio vengono ascoltate.